Venezia Giulia e buongiorno Sappada, che ieri ha festeggiato con i caroselli il passaggio, cioè la legge che ne decreta appunto il passaggio al Friuli Venezia Giulia, un passaggio che formalmente avverrà dopo che la legge sarà firmata dal Capo dello Stato e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. E noi vediamo le notizie assieme a Lucio Bondi, che sicuramente parte da Sappada. Sì, buongiorno ai telespettatori. Appunto, dopo 10 anni dal referendum del 2008, ieri è arrivato il sì definitivo della Camera al passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Allora vediamo nel servizio di Paolo Roncoletta il resoconto della giornata in Parlamento. Con 257 voti favorevoli, 20 contrari e 74 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che prevede il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Ampia e trasversale la convergenza intorno ai sì, mentre il voto contrario è stato registrato soprattutto da parte di deputati veneti che temono l'effetto domino dopo il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. In apertura dei lavori il provvedimento aveva superato l'ultimo ostacolo, la richiesta di sospensiva da parte del deputato Menorello, respinta con 280 voti contrari e 96 favorevoli. Tutti gli emendamenti sono stati respinti. Poco prima delle 14 c'è stata la votazione finale. Soddisfazione è stata espressa dai deputati Malisani e Coppola del PD, Pellegrino di Sinistra Italiana, Sell, Gigli di Democrazia Solidale, Rizzetto di Fratelli d'Italia, Federica della Lega Nord. La legge entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma serviranno atti ricognitivi, una legge regionale ad hoc ed atti amministrativi dello Stato per perfezionare il passaggio di Sappada in Friuli Venezia Giulia. L'iter richiederà alcuni mesi e nel frattempo si preannuncia un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge approvata ieri. Leggiamo i giornali partendo dal Gazzettino, che riassume le notizie principali. Appunto, confine salute Veneto battuto, si parla ovviamente del passaggio di Sappada al Friuli, partiti divisi, evidenzia il Gazzettino, Zaia dice no alle amputazioni e poi condannato Mladic, ergastolo al boia dei Balcani. Il Messaggero Veneto titola "È fatta, Sappada ritorna in Friuli", i deputati veneti hanno cercato fino all'ultimo di sabotare la storica svolta e vediamo appunto la fotonotizia "Benvenuti in Friuli Venezia Giulia". Entriamo subito nel giornale, leggiamo come affrontano questo passaggio, il ritorno sotto l'Aquila, il sogno dell'autonomia. Mattia Pertoldi scrive così: Sappada torna a casa dopo 165 anni di esilio bellunese, la cittadina riabbraccia il Friuli, l'Aquila del Patriarca tornerà a sventolare su Sappada. Così, e poi il resoconto di quanto è accaduto alla Camera. Noi vediamo adesso anche i commenti in questo servizio. Festa Sappada per quell'atteso ritorno al Friuli Venezia Giulia chiesto quasi 10 anni fa con un referendum. Il voto di oggi è un atto di giustizia reso alla comunità di Sappada, dice la presidente della regione Deborah Serracchiani. Credo che sia stato il risultato del riconoscimento della volontà dei sappadini, siamo molto contenti, siamo pronti ad accoglierli ed è stato davvero il frutto di un lavoro di squadra. Da Venezia il governatore Luca Zaia parla di amputazione ad hoc che non riconosce l'istanza dell'autonomia veneta. Vincono la democrazia, i cittadini e la buona politica per l'europarlamentare PD Isabella De Monte, un iter lungo, momenti di euforia e di sconforto, ricorda il presidente del Consiglio regionale Jacob. Bentornata in Friuli, il saluto del presidente della provincia di Udine Fontanini, riconosciuti per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Riccardo Riccardi i legami della comunità con le sue radici friulane. E il Messaggero dedica 4 pagine a Sappada, tra cui questa: un turismo di alta qualità e le sorgenti del Piave nella ricca dote cadorina, anche un ristorante stellato e 2 ori olimpici. Si tratta di Silvio Fauner e Pietro Piller Kotrer, e poi tutti i dettagli di questo turismo di alta qualità. Il Piccolo, anche il Piccolo parla di Sappada, stavolta è fatta, ma